c'è biel disegno. Io- Scuse, non volevi fatti chiappare un spac? Puoi oviodilu? O voi mate pai disegns? Ben, un po' sicuro. Ma ande un esdrume. E a son duc di puesc cadoglie. Sì, è un carnet de voyage. Un carnet di c'è? E c'è saressial? È un taccuin di viaggio. Ogni volta che voi di qualche banda o faccio un disegno e mi chiappi note des robe scoviote che mi interessi in parzore di che squader. C'è maravè. Che sta le campanili di Val Montanaie. E che è la glese di Cimolais. Claro che non potevi fa di manco il divegnico lì de famose dighe dal Vaillant. Mi han dit che era venuto da giù in taia in 60. Ovevi che di viodile cui miei voi prima di disegnare. C'è muta studit che tu ti clamis? Jacopo. Ti han detto un grum limonadis, Jacopo. Daimo, ven con me. Ma Ti conti io la vera storia dal Vaillant. A ti plas disegnare. A me, invece, mi plas contà. Di che larghiure la vie, si viot la dighe. E gli è state tirate su tra il 1957 e il 1960 e gli è alte passe 260 metri. ben, a dire giuste, a me non mi sono così alte. Perché come tu le viodis di daur. Dopo ti meni a viodile di denant e tu viodaras che... E fa spardabong un altri effiet. Quanche han finito di tirare su e ieri perché i teams la dighe più alte dal mondo. Il progetto di queste opere boccone è stato realizzato in passe 30 anni dall'ingegner Carlo Semenza, dal 1926 al 1958. I studi per stazzarsi dal punto di vista morfologico il puesto aliere bom per far su la diga in vezit sono stati portati in denant dal geolic Giorgio Dal Piaz. Un implant così grande è stato un'impresa badial perché i teams, ma come ti conti tutto? Pitch per minuto. Tra il 1936 e il 1943 per fare fronte ai bisogni sempre più grandi di energia in Italia, ha attaccato a fare su sempre più impianti idroelettrici. La SADE, Società Adriatiche di Elettricità, e dirigeva i lavori. Il suo fondatore e presidente era il conte di Misurata Giuseppe Volpi. Il progetto di costruzione delle dighe si chiamava Grand Vaillant e è stato fatto bon dal Consiglio Fascista dai Lavori Pubblici ai 15 di ottobre del 1943. Per dire dute, che dia ieri in presenza dome tra gli membri su 34 e dunque la votazione non sarebbe stata regolare, ma la SADE e continuava a correre da urda i suoi interessi. O disinteresse per via che da urda il progetto Vaillant ieri in granch tornecons economics. Il fascismo via della ore alle colate. La seconda guerra mondiale è finita, ma la SADE si è rinnovata e ha tontonato per portare in davanti la proposta de dighe, che ai fin è stata confermata una volta perduti sin dal dopoguerra. Così, in tali stati dal 1956 sono attaccati i lavori. Sono stati che a passù nuie di manco che 400 operari. La Val del Vaillant è stata sia zude perché era un dei forans più fons de Alps, perfetto per fare su la dighe più alte dal mondo. E è vero che il cantiere l'ha portato lavoro in te zone, ma tal stesso tempo sono stati espropriati centenari di terreni. Andiamo un mese di lavoro e poi dopo ovarai i bes per comprarmi la moto Guzzi. Queste dighe è stata una grande fortuna. Fortune, le clami sto fortune. Voi altri so pensais a es motos e intanto a mi han portati svie la stale e la chiesa indulaco so in asciut. Dai, no, c'è studi fatti d'estale oramai. Che è ieri passato, bisogna chialare la vigni. Ma sin che spate! E secondo te une volte che sarà finite le dighe, ci avvigni podarai al maiesi per no? Tal disio che il di prime, dove che intanto svaran portati svie gli stiaris. La dighe
e ad al sigur portat bes ai chianalots che i lavoravi in parzore. Ma i fastidis e la fote a son sta stanchi. Poi dopo, in tal 1960, e gli è succeduto una roba che non si spietavisi. Dopo gli primi sprovis di capience, ai 4 di novembre, un piccolo slack alle venuto giù de mont e alle colate intallate. Più ad alt sulla mont si è vierte una sclapadura lunghe su pariù 2 chilometri. Han chiamato il geologo Leopold Müller per studiare che era succeduto e la sentenza è stata: Des mes analysis hai individuato un possibile schlag di dimensions bocononis. Apodares in distacasis quasi 200 milioni di metri cubici di cret. I vendunchi domandata a Edoardo Semenza, fida l'ingegnere, di studiare la situazione. E che è arrivata a stesse conclusioni di Müller. Venga stai che il slack aliere grande non. Il pericolo al ven preannunziato, ma si fa sfente di nuie, perché interesse a son masse als. O volares provare a disegnare la geografia del puesto, per capire meglio. Sì, mi somme proprio una buona idea. Allora, cas, dighe... ve le fate. Is giusto così? Perfette. Si vede che tu mi ascolti spardabon. Ben come alle più chiaro. E dopo c'è isa succeduto. Cullà dal team il lat si intorgulis e attacchino gli scossutis di Taramot. I tons a fase incapì che la mont che gli da ora muovisi. La sade e sa non che un slack al podare scolaiunta al lat con conseguenci pesantis, ma e minimizza la robe e la int non invisare dal pericolo. Come se non fosse avonde, si va in denan con gli sprovis di capience, culaghe a livelli sempre più alti. Scuse, non capisco. Ma perché che ste presse per riemplare la dighe saliere il pericolo da slack? Facile. La SADE aveva di vendere l'impianto all'Enel, l'ente nazionale per energie elettriche, ma non poteva farlo senza prima collaudare la dighe. Perché e a portare la capienza a quote 715 metri sul livello del mare, anche se gli esperti avevano raccomandato di non là per zona dai 700 metri. Ossia a quota 715, ingegnere. Benon. Come però, parlando davanti con la conte, o volare smenati sulla questa de Mont Toc. O podin là con la me vespa, o hai un casco in più. Ai 9 di ottobre del 1963, il slack si è distaccato. In 20 secondi, 270 milioni di metri cubi di cret sono venuti intallati. Per avere un'idea delle dimensioni, tu hai di pensare che in là che è la strada, lì che ho sin da ora passano come, prima era un lavinale, un evore font. Il slack colante intallato ha fatto l'effetto di un clap tirato in tunetace, che l'ha llevat su ondi sbocconis. Tu hai di immaginare che a colà intallato non è stato proprio un slack, ma una montagna intere che si è buttata in aghe con gli schiasis, i boschi e gli stradis che stavi in parzore. Tu hai di immaginare che l'impatto ha creato une onde alte 250 metri, une par di aghe e ha sghindato per miracolo i paesi di inerte di Cas. Une altre si è indrecciate vies gli rivis del lago e ha scancellato tanti frazioni con chiasi e sestalis. La ultima, con 50 milioni di metri cubi di aghe e di pantan, e è passata per zore de dighe e si è buttata in Talforan, in là che si è incanalata per dopo inviarsi verso il paese di Longaron che al stave a val. È stato un impatto di fapore. C'è che è succeduto dopo, non puoi domandare di immaginarlo. Lì che prima era il paese di Longaron, non era stato che un deserto di pantan e di rudinas. Tanchi a son muars, prima anche mo che arrivasse la onde, pal movimento di Ayar. La aghe gli arrivate dopo e si è menate via che era restata. Ha attaccati lis ricerchis,
perché i pos che ieri restassi in vite e i cadaveri dei morsi. Ma il pantan aveva scancellato quasi tutto. Perché il poi surreale, che al mandava fuori une pucce stomeose, si sentiva dome avai vie. La disperazione e il scatura erano così grandi che si poteva toccare. Il mondo conosciuto era sparito in una gran pade di secondi. Dome la diga era restata interia, come un testimone tragico. Velu, fermiti lì di che larghiure. Va bene. Dai, ven con me. Oh, a plank, alle dirive io. Venus ca. O volevi fatti vio di cheschi. Ci saressino. A son i paviments de schiasis e de stalis drumadis de onde. A son culì, cidins, platas dentro di cheschi boschi fis, come se gli arbui avessin vud voglia di proteggere il loro riguardo. Chiale che illumins, ti fasin capì che la int e ven a chi partegnivi fel riguardo, con li sos lagrimis, li sos preieris, col soci di nor. Li schiampanis di nerd, madonute, alle tardonon. O speri che la conta ti sedi pasude, Jacopo, come perdonimi, ma o hai di schiampa via di corse. Ma, spiete, dammi al mancul un numero di cellulare. Non tu mi has neanche dite il tonon. Ti chiatio su Facebook. Non stave pure, ti chiatarai ben io. Mandi, si viodin. Chiari, Jacopo, o tu puoi dischiattarmi dai social. Non lo hai neanche il cellulare. Io so a staccenti, taccheschi poeschi, e l'ora vivi dentro di me. Il mio compito è quel di contare le loro storie a tutti che in tal cura hanno la voglia di ascoltare. E è vero, non ti hai detto come che mi clami, ma in cur forse tu capiras che il mio nome ha le memorie